Stefano Tonazzo, sindaco del comune di Limena. Beh, è assolutamente importante far capire alla cittadinanza l'importanza dell'ambiente e del luogo e il rispetto del luogo dove noi viviamo. Il fiume Brenta è delicato, è un SIC, un sito di interesse comunitario, e tenerlo in ordine, tenerlo pulito, rispettare la fauna e la flora che vivono ai margini del fiume è assolutamente indispensabile per tutti noi. Oggi abbiamo anche la possibilità di far capire ai ragazzi che puliranno le sponde del fiume l'assoluta intelligenza di fare un'operazione come questa per il rispetto dell'ambiente dove loro vivono e perché magari qualcuno di loro scopre alcune zone che non hanno mai visto del nostro fiume. Io mi sentirei di dire a tutti i limenesi, ai ragazzi, che l'ambiente che a loro vivono in questo momento qui è un ambiente per tutti noi, quindi il rispetto dell'ambiente è un qualcosa che deve essere assolutamente prioritario per la loro vita. E spesso come comune, come amministrazione dobbiamo investire per il recupero di rifiuti o per il controllo di ciò che viene buttato dentro il Brenta e dentro il Brentella. È assolutamente impossibile che succeda ancora questo nel 2021. Quindi il messaggio che lancio a tutti i cittadini è di avere rispetto per il nostro ambiente, perché è l'ambiente che ci fa vivere in modo dignitoso.